La sfida è lanciata. Da oggi, infatti, dopo l'annuncio ufficiale delle candidature di Alessandra Moretti e Simonetta Rubinato, il terzo era Giorgio Santini che ha fatto un passo indietro, si marcia verso le urne. 13 giorni a disposizione per raccogliere le 4.000 firme, 26 quelli disponibili per la campagna elettorale, e tra Moretti e Rubinato sarà soprattutto una guerra di programmi. La parlamentare trevigiana ha già inviato in queste ore una lettera a tutti gli iscritti del partito con le sue priorità: una regione con maggiore autonomia da Roma, facendo appello all'articolo 117 della Costituzione, cavallo di battaglia di Rubinato anche alla Camera, e nuovo meccanismo per le grandi infrastrutture perché siano approvate solo dopo l'analisi costi-benefici e un dibattito pubblico con le comunità locali interessate. Dall'altra parte, l'europarlamentare vicentina confessa di aver accettato la sfida in nome dei giovani veneti per dare loro speranza per il futuro e snocciola le priorità. Ridare una prospettiva, una visione dal punto di vista economico, produttivo. Vogliamo parlare alle aziende, vogliamo seriamente parlare dei temi di autonomia, dei temi anche di immigrazione, vogliamo parlare soprattutto di sociale, quindi troppe volte si parla certo di sviluppo economico, troppe poche volte si parla di famiglie, si parla di servizi alle famiglie. Sfida nella sfida per le due donne in corsa a raccogliere le 4.000 firme in tempo per lunedì 17. Lo staff di Rubinato sta allestendo strutture con questo compito in ogni provincia, tutte devono essere rappresentate per regolamento. E poi sarà duello anche sul territorio, entrambe incontreranno militanti e cittadini, con Simonetta Rubinato intenzionata a puntare molto su chi è estraneo al partito, simpatizzanti insomma ma non militanti. Stanno arrivando richieste da circoli e comitati e lei vuole incontrarli tutti. Sarà una campagna elettorale a costo zero, afferma, con il sostegno di molti sindaci del territorio. E a proposito di primi cittadini, alcuni erano presenti all'annuncio della candidatura di Moretti in piazza Vicenza anche per sostenere il meccanismo delle primarie. Sono molto contento che si passi attraverso le primarie, Alessandra passi attraverso le primarie, perché è un bel segnale, e la velocità, perché dobbiamo incominciare a dire come vogliamo cambiare il nostro Veneto. Penso che Alessandra, anzi ne sono certo, sia il candidato che vince, che può battere Zaia, e per questo ha il mio più grande sostegno. Intanto si delineano le posizioni nel panorama dei possibili alleati. Quelle del 30 novembre sono state definite primarie di coalizione, ma Sinistra, Ecologia e Libertà annuncia che non parteciperà, disponibile a creare una coalizione, Sele critica sul meccanismo, tempi troppo stretti e decisioni prese senza consultare gli altri partiti. Posizione diversa per Italia dei Valori, che scioglierà le riserve nell'assemblea regionale di mercoledì sera. L'indicazione è quella di partecipare, esprimendo con ogni probabilità un proprio candidato. La preoccupazione, anche per l'IDV, è la raccolta delle firme.